Ed eccoci di nuovo in studio. Una strada provinciale, la 205, chiusa per spazzatura. La città metropolitana di Catania ha emanato un'ordinanza. Invece di ripulire si vieta il transito alle auto e ai pedoni. Sentiamo Eva Spampinato. Un'immagine impressionante, una puzza. Sono ancora una volta le vostre segnalazioni, quelle che ci inviate alla nostra linea diretta con il pubblico a raccontare ciò che avviene nelle strade di Catania, dove invece di ripulire una zona altamente pericolosa per la salute pubblica, la soluzione è chiudere al transito. Siamo sulla strada provinciale 205, nel tratto compreso tra l'innesto con l'asse attrezzato e l'intersezione con la provinciale 54, per intenderci la via alle spalle dell'ospedale San Marco. Più volte vi abbiamo mostrato le immagini di cumuli di spazzatura che aumentano di giorno in giorno. Ora la città metropolitana di Catania interviene con un'ordinanza pubblicata sul sito che vieta il transito a tempo indeterminato a veicoli e pedoni a causa dei rifiuti accumulati lungo i margini della strada. La strada è percorribile normalmente. L'ordinanza è stata emessa con somma urgenza dopo un sopralluogo che ha attestato la mancanza di condizioni di sicurezza per una regolare circolazione stradale, ma nessuna segnaletica è stata ancora posizionata dalla ditta che deve occuparsene, l'azienda speciale SCMC, ex Publiservizi, a causa dei noti problemi di riorganizzazione dopo la vertenza. Dagli uffici della città metropolitana ci confermano che le transenne verranno posizionate a breve. Ciò che non si sa invece è quando i rifiuti verranno rimossi e soprattutto dove verranno conferiti. Il percorso alternativo passa da Librino, SP54, Viale Sant'Eudoro, Viale Moncada, Viale Bummacaro, asse attrezzato e viceversa. E continuate a segnalarci le cose che non vanno e che secondo voi meritano denunce. Scriveteci e inviate dei video a TG Sicilia e Sicilia 24 al numero 342 7455 005. Ditelo al vostro TG, ci occuperemo delle vostre segnalazioni H24. Ci fermiamo adesso, c'è una pausa per la pubblicità, torniamo dopo con le notizie di calcio. Ed eccoci alla pagina sportiva. Nessuna domanda è stata presentata per la gestione dello stadio Massimino. Il Catania pensa ad una negoziazione privata. Intanto è stata quasi del tutto completata la posa del nuovo manto erboso. Marco Carli. Ecco le immagini dello stadio Massimino con il nuovo manto erboso già posato quasi per intero. Fervono i lavori mentre la gara di rilievo europeo che doveva servire ad esternalizzare la gestione dello stadio per 10 anni, più eventuali altri 10, è andata deserta. Il Catania l'ha definito un'opportunità significativa, ma ha spiegato attraverso una nota la scelta di non partecipare è maturata in considerazione di specifiche riserve relative ad aspetti tecnici. Il Comune prende atto e si riorganizza. I nostri direttori vedranno il da farsi, sicuramente sentiranno anche il Catania, diciamo, ovviamente nella logica dell'inizio del campionato, di quello che si dovrà fare per partire appunto con la stagione. Valuteremo qual è la soluzione migliore, ovviamente nei limiti della legge. Ecco le strade possibili. Il Comune può pubblicare un secondo bando, opzione non obbligatoria, o al momento lasciare tutto così com'è, concedendo l'uso dello stadio per le gare ufficiali e gli allenamenti. Il Catania può pensare a negoziare privatamente. A proposito di gare ufficiali, si lavora per consentire l'utilizzo del campo per la prima in casa dei rossazzurri. La corsa contro il tempo arrivava alla seconda di campionato, sperando che appunto sia la prima in casa. Quindi insomma tutte quelle iniziative propedeutiche all'inizio del campionato sicuramente saranno concluse entro l'inizio della seconda giornata di campionato, che ovviamente speriamo tutti sia in casa. Il manto erboso, come detto, è stato già posato. La macchia rossa-azzurra dei seggiolini delle curve è ben visibile. Si lavora sulla pista e sulle mezzelune dietro le porte, così come sulle torri faro. Un Massimino fresco di restyling attende la prossima Serie C. Marco Chiarella ancora al Catania, 10° giocatore confermato dalla società di Pelligri. È arrivata anche la nota ufficiale del club. L'esterno che tanto bene ha fatto nell'ultima stagione in Serie D con 5 gol all'attivo si lega dunque definitivamente ai colori rossazzurri. Trovato l'accordo con il Pescara, il giocatore sarà a disposizione di Tabbiani dall'avvio del ritiro. Ed era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, vi auguro una buona serata.